Sono 1208 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dove durante la notte hanno fatto ingresso altri 258 che sono stati salvati ieri sera. Nonostante la prefettura di Agrigento continua a effettuare quotidianamente trasferimenti per circa 500 persone al giorno, la struttura di Contrada Imbracola resta sotto stress. Per la mattinata l'ufficio territoriale del governo ha disposto il trasferimento di 500 migranti con la nave Cassiopea della Guardia Costiera, che andrà da Augusta e Catania, e poi di un altro gruppo di migranti, il cui numero è ancora in corso di definizione. Con il traghetto della linea Galaxia arriverà in serata a Porto Empedocle. Gli ultimi arrivi di ieri sono 258 migranti soccorsi dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza. Erano su una barchetta di 12 metri con a bordo 132 persone che è partita da Sabrat, Libia, come uno dei 3 barchini intercettati, mentre gli altri 2 sono stati salpati da Zaio a Libia e da Maldi a Tunisi. Complessivamente ieri ci sono stati 18 approdi sull'isola per un totale di 775 persone arrivate. Intanto sentiamo il presidente della Commissione Libe, Libertà Civile e Giustizia, Lopez Anguilar, che in questi giorni si è recato a Lampedusa. Abbiamo condotto un'agenda molto intensa. Innanzitutto c'è stata un'interlocuzione istituzionale, poi abbiamo anche parlato con delle organizzazioni internazionali e umanitarie che sono presenti qui nell'isola di Lampedusa, anche nella regione di Sicilia, e naturalmente la Guardia delle Finanze, la Guardia Costiera e anche col cooperato di Frontex. Poi abbiamo sentito le organizzazioni internazionali, naturalmente UNHCR, cioè il Commissariato dell'Unione Europea per i Rifugiati, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, UNICEF, la Croce Rossa, che è incaricata proprio della risposta umanitaria nello hotspot, l'abbiamo visitato questa mattina, e poi abbiamo avuto anche tempo per sentire altre organizzazioni rilevanti come Open Arms, Medicine Senza Frontiere, Rescue Ship e oggi Mediterranea, accanto a Sea-Watch. Il proposito della nostra missione era quello di non soltanto prendere nota, non soltanto ascoltare, ma soprattutto dedurre le conseguenze rilevanti per il lavoro che ci tocca fare. E il lavoro che ci tocca fare è proprio quello di legiferare sull'immigrazione e asilo, e soprattutto che questa legislazione, che è in questo momento in moto nel Parlamento europeo, con la speranza di che sia completa davanti alla fine di questo mandato del Parlamento europeo, di questa legislatura, sia un valore aggiunto di risposta all'altezza dei bisogni di Lampedusa, della Sicilia, dell'Italia e di ogni Stato di prima linea. Abbiamo anche cercato di dedurre le lezioni di ogni testimonianza per approcciare il lavoro che tocca fare fino alla fine di questa legislatura, e proprio portare avanti un nuovo patto di migrazione e asilo, l'abbiamo chiamato così, che consiste in 5 leggi europee, si chiamano regolamenti europei, che sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, 5 leggi europee che devono combinare un nuovo assetto bilanciato, un nuovo bilancio tra i 2 principi basilari del sistema europeo di migrazione e asilo secondo il Trattato di Lisbona, che sono responsabilità condivisa e solidarietà. E l'emergenza si vive a Lampedusa quotidianamente.